misura la sua grandezza, bisogni vive la malaria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Il Signore sostiene chi vacilla e è caduto. Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, la sua mano provvede loro il cibo. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Gesù Cristo il giusto intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente, Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Diamo grazie, gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Dio. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo la Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, guidati dallo Spirito Santo, guidati col nome di Padre, fa crescere nei nostri spiriti, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu il Signore in questi termini: fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco, ci pose gagliardo da spaccare le rocce davanti a lui, ma il Signore non era nel vento. Il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostra, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ascolterò che cosa dice il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi figli, a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si bacieranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Paolo amici, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo, secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa. Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito
Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedatala sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: è un fantasma. E gridarono dalla paura. Ma Gesù subito parlò loro dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse: vieni. Pietro scese dalla barca, scese alle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo la notte si impaurì e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca cessò. La barca si prostrarono davanti a lui. Tu sei figlio di Dio. Parola del Signore. Noi abbiamo della trasfigurazione del Signore e quindi non abbiamo letto il brano precedente a quello che abbiamo ascoltato oggi. E come Matteo ci parla, dice dopo che la folla ebbe mangiato, cioè il Vangelo di domenica scorsa è la famosa moltiplicazione. Tutto bisogno di ciò che la gente aveva. C'era un ragazzo che aveva 5 pani e 2 pesci. Quindi vediamo come il Signore ha compiuto un segno. E ora invita i suoi discepoli, l'Evangelista dice, costrinse i discepoli a salire in barca, perché qualche volta anche il Signore voleva stare da solo. Qualcuno può pensare che i discepoli non volessero andare in barca perché il tempo non era favorevole ed erano pescatori. Ma già in queste espressioni possiamo comprendere l'invito del Signore a fidarsi di Lui. Ecco perché l'Evangelista sottolinea questo, costrinse i discepoli a salire in barca. Poi anche perché voleva Lui congedare la folla, onde evitare, dopo aver fatto il miracolo, il successo, uno pensa che bello, divertiamoci, vero? Perché quando rimani piace a no, vai, non fermarti lì. E però l'Evangelista sottolinea che si era messo a salire sul monte in disparte a pregare. E pregava tutto solo. Sappiamo come le preghiere del Signore erano un po' particolari, vero? Qualcuna era anche molto lunga. E anche questa è lunga perché rimane lì tutta la notte. E la barca intanto si allontana. Sul finire della notte, quindi siamo verso l'alba, ecco che il Signore si fa presente ai discepoli, ma in un modo strano. Non so noi se vedessimo qualcuno camminare sulle acque, che reazione avremo, forse come quella dei discepoli. E la prima reazione è un fantasma. E Pietro però, che
di fronte alla risposta che dà il Signore, perché il Signore li incoraggia, si avvicina, dice: coraggio, io non ho sufficiente. E qui vediamo Pietro che quasi mette alla prova, anzi dice: se sei tu, fammi camminare sulle acque. Noi forse avremo altre prove da fare col Signore, vero? Se sei tu, fammi questo miracolo, se sei tu, fa che... E sappiamo come questo linguaggio assomiglia molto al linguaggio del demonio quando tenta il Signore: se tu sei il figlio di Dio, fa. E tante volte noi cadiamo in questa trappola, possiamo dire, questo pretendere dei segni dal Signore. E il Signore però non si spaventa, dice: vieni. E Pietro è coraggioso, vero? Scende dalla barca e si mette a camminare sulle acque. Ma la cosa è un po' strana, infatti a un certo punto lui sente il vento, sente che c'è un po' di burrasca, e il Signore, ma guarda a se stesso, forse dentro che lo sa. Però in quel momento ecco che grida al Signore: Signore, salvami. Forse tante volte anche noi, prima di arrivare alla disperazione, gridiamo: Signore, salvami. Quando le abbiamo provate tutte: Signore, pensaci tu. E qui la risposta del Signore, subito decisa, tese la mano, lo afferrò. Ad Aquileia c'è un mosaico molto bello in cui si vede proprio questa immagine del Signore che prende Pietro e lo solleva. Immaginiamo, non era andato giù, ma insomma lo prende subito. E poi il Signore spiega a Pietro quello che stava vivendo. Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Chissà che ragionamenti faremo noi: ma come, non vedevi, stavo andando giù, sentivo tutto. Poca fede. E appena saliti sulla barca, il vento cessò e l'atteggiamento degli altri discepoli: non hanno più bisogno di chiedere chi è, ma si prostrano davanti a lui dicendo: davvero tu sei il figlio di Dio. Abbiamo un altro episodio, ma quella volta Gesù è sulla barca, la barca è in tempesta, e i discepoli svegliano Gesù e gli dicono: non ti importa che noi stiamo... Ecco, sono due immagini molto concrete che a volte suscitano anche noi dei dubbi. Anche noi ci dimentichiamo che il Signore cammina con noi, che il Signore è presente nella nostra vita. Non si è accontentato di essere risorto 2000 anni fa, ma è ancora vivo e si fa presente. Ma non lo avvertiamo perché tante volte magari vogliamo camminare un po' da soli, con le forze. Non si raggiunge magari l'obiettivo che aspettavamo, ecco allora ci ricordiamo, o nel momento del dolore o della sorpresa della vita, ci ricordiamo che c'è anche il Signore. Ma il Signore è sempre con noi. Sta a noi ricordarcelo. Sta a noi riuscire a legare la nostra vita con Lui. E nei momenti non solo di difficoltà, ma anche quando le cose vanno bene, tranquilli, sereni, felici. Ecco, anche nell'Eucaristia il Signore è qui presente in mezzo a noi e ci invita a rinnovare questa fiducia in Lui. Però finché le cose vanno bene è facile, vero? Quando c'è qualche difficoltà, ecco, è più difficile riconoscere i nostri limiti e dire: Signore, salvami, Signore, ho bisogno di te. Ecco, chiediamo al Signore la grazia di essere attenti
concorre al bene per coloro che amano Dio. Anche se magari noi vediamo righe storte, il Signore anche attraverso quelle righe storte che noi vediamo sa compiere la sua opera. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato. Su di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dallo Spirito Santo, segno della verità che si è fatto. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che e procede dal Padre, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo di noi. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, tra le prove e le tempeste della vita ci è data nella fede in Cristo un'ancora sicura di salvezza. Certi della sua presenza, ci rivolgiamo al Padre. Invochiamo insieme, Signore salvaci. Signore salvaci. Per il Papa, in mezzo alle contrarietà e alle sfide del nostro tempo, accompagni la Chiesa di Cristo, sostenuto e sorretto sempre dalla forza della fede. Preghiamo. Signore salvaci. Per quanti sono posti a servizio della società civile, si caricano delle attese e dei disagi di coloro che necessitano di un aiuto concreto. Preghiamo. Salvaci, Signore. Per quanti viaggiano nei nostri mari, costretti a lasciare la loro terra di origine, trovino un porto sicuro che li accolga. Preghiamo. Signore salvaci. Per noi qui presenti, la scuola del Vangelo ci insegna a riconoscere e ascoltare tra le tante voci che ci raggiungono il sussurro della voce di Dio. Preghiamo. Signore salvaci. E continuiamo a pregare per il dono della pace. Signore, ti abbiamo manifestato con umile fiducia i nostri desideri. Li affidiamo a te perché abbiano compimento nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Repertorio numero 7. Accetta questo pane. Accetta questo pane, o Padre Altissimo.
perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso il cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua ordine, tenta, trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui c'è eterno il tuo amore e noi e i santi cantiamo senza fine la tua gloria. Santo Signore, Dio di tutto il mondo, il cielo assemblenza in causa tua gloria, Hosanna dai cieli, benedetto sei al cui calven, benedetto sei al cui calven tal nom del Signor, Hosanna dai cieli. Santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il mio sangue, versato per tutti in remissione dei. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrare
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla Proteggi, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il Re, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degna di partecipare alla tua morte, ma soltanto una parola e io sarò salvato.
Alla comunione facciamo il canto numero 441, simbolo. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrai se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. Tu sei la mia trono, tu sei la mia pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà. So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore, noi speriamo in te. Spirito d'amore, tu da mille strade ci raduni unità, e per mille strade poi dove tu vorrai.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che martedì, nella solennità della Vergine Maria Assunta in cielo, le Sante Messe seguiranno il consueto orario festivo, 7:30, 9:30, 11 e 18 e Vespro alle 17. Giovedì 17 agosto, terzo giovedì del mese, in santuario vi sarà l'adorazione eucaristica silenziosa dalle ore 17 alle ore 18. E buona vacanza a coloro che andranno ai monti o al mare o resteranno a casa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Dio con la vostra vita, nel suo nome andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Concludiamo con il canto numero 43. Andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia. Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì. È il grido di fondemi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì.